Buongiorno, i titoli. A Catania è arrestato l'uomo che ha ucciso un parcheggiatore abusivo davanti a un supermercato in Corso Sicilia. L'omicidio al culmine di una lite per il controllo dell'area di sosta. Ancora colpi sparati in aria a San Giovanni Galermo, siamo nel catanese, sparatori anche a Paternò, 2 giovani feriti, parla il procuratore capo di Catania Curcio e dice si contendono le piazze di spaccio. Picchiato nel suo studio grave un medico di Saponara, ricoverato al Policlinico di Messina 30 anni fa il suocero, anche lui medico, era stato ucciso da un paziente. Dopo la chiusura del sito sessista indagano le procure, pronta una class action di donne vittime di commenti offensivi. Estate quasi alla fine, arrivano i bilanci sulla stagione, Benete Ormina, Cefalù e San Vito Lo Capo, calo d'agosto a Palermo. Calcio, il Palermo sbatte sui pali e non va oltre lo 0-0 in casa contro il Frosinone. Sugli spalti anche il presidente Sergio Mattarella. In Serie C il Catania supera in trasferta la Cavese per 1-0, decisivo il gol di Forte, tutto facile per il Trapani che passeggia contro il Latina e vince 6-0. Buongiorno e buona domenica. È stato arrestato l'uomo che ha ucciso un parcheggiatore abusivo in un'area di un supermercato nelle vicinanze di Corso Sicilia. Siamo a Catania. Il killer di nazionalità etiope fermato mentre si puliva dal sangue in una fontanella pubblica. L'omicidio al culmine di una lite per il controllo dell'area di parcheggio. Angelo Gagliano. È un etiope, il presunto assassino di Alessandro Indurre, posteggiatore abusivo, ucciso a coltellate in Corso Sicilia a Catania. La fuga dell'extracomunitaria è durata pochissimo. È stato rintracciato, fermato dai carabinieri in via Aretusa, una traversa di via Cristoforo Colombo, zona Porto. A scatenare la furia omicida del killer, secondo alcune testimonianze, una lite per il controllo dell'area di parcheggio. Nonostante il tempestivo intervento degli uomini del 118 che hanno trasportato Indurre al pronto soccorso del Policlinico, non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli investigatori della squadra mobile delle volanti della polizia. Una tragedia, quella di oggi, che riporta alla mente quella dello scorso 30 maggio ad Ognina, dove un altro parcheggiatore abusivo dello Zimbabwe uccise sempre a coltellate Santo Re. Fenomeni criminali che accendono i riflettori sulla poca sicurezza a Catania, e sul tema abbiamo sentito il prefetto del capoluogo etneo. Una espressione in qualche modo eloquente di quanto poi Catania sia sotto controllo delle forze di polizia è il fatto che poco fa siamo pervenuti all'arresto praticamente dell'omicida. Lo stesso prefetto annuncia al nostro telegiornale la convocazione per metà settimana del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A fronte di questa recrudescenza di fatti che indubbiamente è intollerabile, noi abbiamo concordato l'avvio di un ciclo straordinario di operazioni di controllo del territorio. Mercoledì prossimo avremo un vertice congiunto presieduto dal prefetto chiaramente, ma con la partecipazione di tutti i vertici provinciali delle forze di polizia, il sindaco e il procuratore della Repubblica, per ulteriormente ragionare insieme su questi fatti che stanno praticamente riguardando Catania. Sull'omicidio di Alessandro Indurre la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, le cui indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. Restiamo a Catania alle continue sparatorie dei giorni scorsi. Noi abbiamo sentito il procuratore capo di Catania, Curcio, che dice si contendono le piazze di spaccio, dunque una delle possibili piste che stanno seguendo gli investigatori. Sentiamo il servizio. A Catania è in corso uno scontro che riteniamo con grande probabilità tra diverse organizzazioni mafiose che si contendono il territorio e in particolare le piazze di spaccio. È il parere del procuratore di Catania Francesco Curcio in merito alla sconcertante sequela di sparatorie notturne che ha colpito la città negli ultimi giorni, con colpi di pistola sparati contro saracinesche di negozi ed esercizi commerciali. La droga è l'interesse preminente di queste organizzazioni, in cui una vuole dimostrare all'altra di controllare la maggior parte del territorio e quindi vendere più droga. È un fatto economico in relazione al quale pochi guadagnano milioni di euro, mentre gli altri, quelli che vanno sparacchiando in giro, sono la carne da macello. Il fenomeno ci è ben chiaro. Le indagini sono in pieno svolgimento, c'è un grande impegno da parte delle forze di polizia, della magistratura, e la risposta sarà sicuramente molto forte. Devono sapere che più
si muovono sul territorio, svolgendo queste scorribande, più lasciano tracce, più acquisiamo elementi sul loro conto, più si impiccano con le loro mani. E tanto più in tempi rapidi riusciremo a dare una risposta importante e significativa. Preoccupata la città, il sindaco si dice fiducioso dell'operato delle forze dell'ordine. Catania non appartiene a questi soggetti e io mi fido assolutamente, ciecamente, dell'operato delle forze dell'ordine di signor prefetto e sono certo ci sarà presto una pronta reazione. A Palermo i carabinieri hanno bloccato un giovane che in pieno giorno aveva rubato una moto nella zona vicino al teatro Politeama. Il giovane poi si era diretto verso il quartiere Borgovecchio, dove alcuni residenti sono scesi in strada lanciando oggetti contro le gazzelle dei carabinieri che lo hanno fermato. Un medico è stato aggredito a Saponara, in provincia di Messina. Nello stesso studio, 30 anni fa, venne ucciso da un paziente il suocero, anche lui medico. Orazio Longo. E caccia all'uomo a Saponara nel Messinese per cercare di capire chi possa essere l'aggressore del dottor Aldo Panarello. Tra le ipotesi anche quella che non esclude il fatto che non si tratti di persona del luogo ma di qualcuno venuto da fuori paese. L'uomo, che avrebbe agito mezzo nascosto dalla visiera di un cappellino calata sul volto, sarebbe stato incrociato da alcune persone ma non sarebbe stato riconosciuto. Lo stesso dottor Panarello non lo avrebbe riconosciuto durante l'aggressione subita nel suo studio medico, che si trova in una via centrale di Saponara. L'aggressore si sarebbe introdotto di nascosto nei locali e lo avrebbe improvvisamente e violentemente aggredito con pugni, calci e schiaffi, provocandogli fratture alla spalla e alla mandibola, tanto da richiedere un complesso intervento maxillofacciale nei prossimi giorni al Policlinico di Messina. Da capire il perché di un'azione del genere, i carabinieri di Messina stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. Lo studio medico è lo stesso che l'1 agosto del 1995 fu teatro di un'altra aggressione al dottor Vittorio Meli, suocero di Panarello, ucciso da un paziente convinto di una cura sbagliata. L'omicida si tolse la vita alcuni anni dopo. Saponara è sotto shock. Panarello, oltre che medico di base, è stato sindaco per alcuni anni del piccolo paese. L'attuale primo cittadino, Giuseppe Merlino, ha espresso solidarietà e condannato il vile gesto. Un gesto inqualificabile, perpetrato ai danni di una persona che è al servizio della comunità ininterrottamente. Spero che le forze dell'ordine che stanno svolgendo le indagini riescano ad assicurare alla giustizia il colpevole di questo inqualificabile, ripeto, gesto. Siamo vicini al dottore. Dopo la chiusura del sito sessista indagano le procure, aperta anche una class action di donne oggetto dei commenti offensivi. Eva Spampinato. Non si può cantare vittoria. La chiusura del sito sessista, che pubblicava foto rubate di donne, incluse giornaliste, attrici e politiche, senza il loro consenso, non implica automaticamente che gli artefici di questi reati verranno puniti. L'interpretazione della normativa di riferimento distingue tra hosting provider attivo e passivo. La differenza della responsabilità del provider passivo è che, essendo un canale immediato, automatizzato, senza un ruolo del mediatore, non incorre immediatamente in responsabilità, ma la sua responsabilità potrà essere configurata solo successivamente alle segnalazioni sia degli utenti sia delle competenti autorità, e solo in quel caso anche l'hosting provider può essere ritenuto responsabile. Per risalire alle vere identità di provider e utenti che fomentavano la violenza sessuale digitale, parlando dei corpi delle donne come oggetti o peggio ancora come pezzi di carne su cui poter immaginare di fare le cose più disgustose, occorre tempo e occorrono denunce dettagliate. Le procure sono al lavoro, così come la polizia postale. Anche qui a Catania abbiamo ricevuto alcune denunce di questo tipo. La denuncia tempestiva dà l'opportunità agli investigatori di intervenire tempestivamente per la rimozione del contenuto e per l'identificazione degli autori. Il sito pica.net esisteva da 20 anni e c'era chi denunciava almeno dal 2019. L'amministratore, un italiano che vive in Bulgaria, il fatturato oltre 1 milione di euro all'anno. Ma il meccanismo di scatole cinesi rende ancora più difficile risalire ai colpevoli che potrebbero incorrere in vari reati. Dalla diffamazione alla violazione della privacy, revenge porn, al vilipendio delle cariche dello Stato. Mentre da Milano parte una class action contro Facebook guidata dall'avvocato Bernardini De Pace, chiudere i gruppi purtroppo non ferma la violenza online, occorre rafforzare l'educazione di base.
È stato ormai agli sgoccioli, come di consueto arrivano i primi bilanci sulla stagione estiva. Marco Gullà. L'estate sta finendo e arrivano i bilanci sul turismo in Sicilia, una stagione positiva per molte città, anche se non ci sono solo luci e non mancano le ombre, come per Palermo. Un inizio importante, poi, come sottolinea Federalberghi Palermo, arriva il calo di agosto. Abbiamo anche vissuto una frenata del turismo, un calo medio su Palermo del 10% di presenze rispetto all'anno scorso. È un dato che non possiamo ignorare, che non abbiamo voluto ignorare e che per noi rappresenta un campanello d'allarme, ma al tempo stesso comunque siamo fiduciosi per settembre, dove gli eventi e il turismo congressuale stanno portando già segnali incoraggianti. L'allarme sicurezza ha probabilmente inciso sul calo estivo nel capoluogo siciliano. Bene, anzi benissimo Taormina, la cittadina messinese attira un turismo d'élite. Taormina ha passato un'estate sicuramente positiva, abbiamo avuto dei buoni numeri nei mesi precedenti l'estate, come aprile, maggio, giugno. Luglio si è consolidato, agosto è andato pure bene con un tasso di occupazione vicini al 95%. E quello che ci conforta di più è sapere che settembre e anche ottobre sono 2 mesi previsti in forte recupero anche sugli anni precedenti. Bene anche San Vito Lo Capo, Cefalù e tutto il litorale ragusano, un turismo che anche a settembre farà registrare numeri positivi in determinate località dell'isola, e anche se l'estate sta finendo, per molti turisti, soprattutto stranieri, non sono ancora arrivati i titoli di coda. Una breve pausa e poi le iniziative per i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri. A 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri a Scicli e Sampieri, luoghi simbolo del commissario Montalbano, si racconta una delle voci più amate della cultura italiana. Veronica Barbarino. Si chiamano Sampieri e Scicli, ma sulle pagine scritte sono alcuni dei luoghi della vigata del commissario Montalbano. Nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, proprio qui si ricorda una delle voci più amate della cultura italiana contemporanea. Scrittore prima incompreso, ma che poi con i suoi personaggi e la sua lingua intrisa di dialetto e ironia è entrato a far parte della storia, a fare da filo conduttore ai 2 appuntamenti i ricordi familiari e inediti. 20 anni come direttore del corso di regia all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, dove lui aveva cominciato, ma forse non tutti sanno che fu cacciato, non ha mai fatto il diploma Andrea, non l'ha mai preso perché dopo 1 anno e mezzo di frequenza fu scoperto a far l'amore con una allieva in un convento di San Miniato dove erano ospiti per mettere in scena degli spettacoli. Furono beccati e fu punito, fu cacciato. Orazio Costa, il suo professore, sapendo qual era la genialità di questo allora giovanissimo Camilleri, se lo tenne, diventò il suo assistente e poi è diventato il suo successore. A parlare dell'autore del commissario Montalbano anche chi in TV ha dato il volto a uno dei personaggi più amati della serie, l'ispettore Fazio. Tantissime scene a cui sono molto legato, una è quella di un film in cui il personaggio di Fazio quasi non c'è perché viene rapito, però si parla di lui tutto il tempo. Ho capito attraverso le reazioni degli altri, di Montalbano, di Augello e di tutti gli altri, di quello che era l'affetto che lega questi personaggi. Curiosità e frammenti poco noti quindi per ricordare un uomo che con la sua penna è diventato straordinario. La musica, l'impegno per Gaza di Fiorella Mannoia sul palco dell'Live Arena ad Agrigento. Davide Sardo. A te che mi dicevi, ma tu dove vuoi andare che non... Un concerto che resterà nella memoria. Fiorella Mannoia ha conquistato la Live Arena di Agrigento insieme all'orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis. Brani immortali del suo repertorio e omaggi ai grandi della musica italiana, da Cocciante a Bertoli, hanno acceso l'entusiasmo del pubblico. Che non si muore per amore. È una gran bella verità. Non solo musica, prima de Il peso del coraggio, la cantante ha rivolto un pensiero al dramma del Medio Oriente.
A Gaza si muore di fame, anche l'ONU finalmente si è accorta di tutto questo, si muore di fame, sono morti 20.000 bambini, è una strage di bambini. Allora io dico fermate Erode, fermatelo, perché quelle povere anime di Dio non hanno colpa di nulla di quello che è successo e qui mi pare che non parla nessuno. Poi il richiamo al lavoro della fondazione Una Nessuna 100.000 e il grido forte contro la violenza sulle donne. Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio, difendi dal mare, dai pericoli. 2 ore di emozioni, da Caffè Nero Bollente a Che sia benedetta, da Selli a Il cielo d'Irlanda. Un viaggio intenso e appassionato che si è concluso con la voce di Fiorella Mannoia a ringraziare il pubblico di Agrigento in piedi per un lungo applauso. Io conosco la mia vita e ho visto il mare e ho visto l'amore vicino. Una breve pausa e poi un'ampia pagina dedicata al calcio delle squadre siciliane. 0-0 e 2 legni colpiti, il Palermo non va oltre il pari al Barbera contro il Frosinone, poi Ampalo colpisce prima un palo e poi una traversa. Marco Gullà. Ai punti avrebbe probabilmente meritato il Palermo, ma al Barbera contro un coriaceo Frosinone finisce 0-0. I rosanero però avrebbero sicuramente meritato qualcosina in più, considerati i 2 legni colpiti da Poi Ampalo. Il Palermo ci ha provato, ha flirtato con il vantaggio, ma probabilmente doveva osare di più per arrivare ai 3 punti. Il Frosinone ha retto, ha anche provato a vincerla, ma ha spesso sbattuto contro il muro rosanero. Barbera quasi pieno, fra gli oltre 32.000 spettatori c'è anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica e palermitano di nascita, presente in tribuna al fianco del numero 1 del club rosanero, Dario Mirri. Primo tempo avaro di emozioni, per i padroni di casa l'attacco più pericoloso è finalizzato da Augello, che al volo sugli sviluppi di un corner conclude di poco alto. Nel secondo tempo, in avvio, il VAR nega un rigore al Frosinone, poi è il Palermo a confezionare le occasioni più limpide. Sfortunato e impreciso il bomber rosanero Poi Ampalo, che colpisce 2 legni a distanza di 27 minuti. Al 52esimo palo esterno su un cross di Pierozzi. Al 79esimo, dopo un angolo, il finlandese prende la mira ma colpisce la traversa di testa. Nel finale non succede più nulla, entra Corona ma il Palermo non graffia. 0-0, il pubblico del Barbera applaude, la squadra ha comunque carattere e già un'identità ben precisa. Una partita, come aveva detto in conferenza, dura, se lo sapevamo, però insomma la squadra ha fatto una partita gagliarda come sabato scorso, ha lottato su tutti i palloni. È chiaro che i 2 legni un po' gridano vendetta, però gli applausi della gente alla fine sono la migliore cosa della serata. Diamo continuità di risultati, avremmo voluto regalargli una vittoria, però questo è il calcio, portiamoci a casa comunque la buona prestazione. Seconda vittoria consecutiva e buona prestazione del Catania a Cava dei Tirreni, decisivo nella ripresa, un gol di Forte, per il mercato vicino allo scambio Buglio-Quaini. Sergio Colosi. Catania protagonista e vincente, 6 punti in 2 giornate, vetta della classifica. Il successo più che meritato di Cava, con lo stesso risultato della scorsa stagione, lancia la squadra di Toscano. Cavese aggressiva, Catania padrone del campo in una sfida ricca di episodi, a volte controversi. Il primo intervento automatico del video support con revisione dell'arbitro Picardi annulla il vantaggio di Fella per un fallo commesso da Guida. C'è anche il lato B, quello dell'interpretazione errata del video support, con Picardi che prima convalida e poi annulla il vantaggio ospite di Gimenez per un tocco di braccio di Forte. Accade però che la Cavese, dopo l'irregolarità, recupera il pallone e poi lo riperde, dando nuova validità all'azione avversaria. C'è cooperativo anche nella ripresa, ma l'episodio chiave dopo 10 minuti è il sinistro vincente di Forte su traversone di Donnarumma, e qui c'è poco da rivedere, gol buono che vale 3 punti. Il Catania domina e spreca,
greca, Boffelli si supera su Donnarumma e su rigore procurato e calciato da Cicciarelli. La spinta del Catania è inesauribile, ma lo scatto d'orgoglio della Cavese potrebbe originare la beffa con Sorrentino impreciso e Dini superlativo su Orlando nell'unica parata di giornata. Caturano rimane in panchina, D'Ausilio entra e colpisce la parte alta della traversa. Al secondo triplice fischio finale di un distratto e incerto Picardi, il Catania festeggia vittoria e primato. Torna d'attualità il mercato con lo scambio Buglio-Guaini sempre più vicino. E adesso sentiamo l'allenatore del Catania Toscano nel dopo partita. È stata una partita interminabile, ormai con questo sistema diventa interminabile il recupero. La partita è stata, potevamo farlo meglio i primi 20 minuti, però sono contento che arrivino queste partite all'inizio del campionato per renderci conto che il campionato andremo ad affrontare con squadre agguerrite che quando affrontano il Catania vanno oltre l'ostacolo e quindi devi mettere allo stesso livello di cattiveria, di motivazione, di impatto soprattutto. Poi gli ultimi 20 minuti siamo usciti fuori, avevamo fatto anche gol, avevamo sbloccato meritatamente, siamo rientrati in campo bene, siamo andati in vantaggio meritatamente, la dovevi chiudere perché poi tra il rigore e le altre 2 o 3 occasioni per poterla chiudere c'era la possibilità per soffrire di meno dove loro mettevano queste palle lunghe, questi calcio d'angoli, queste seconde palle e devi gestire meglio la fase finale della partita e chiuderla prima. Trapani esagerato contro il Latina è finita 6-0 per i Granata. Franco Camarasana. Più facile del previsto. Esame superato del Trapani che doveva riscattare la prova incolore di Casarano anche se impreziosita da un pari e all'esordio davanti il proprio pubblico si è visto un Trapani più vicino a quelle che sono le aspettative di società e tifosi. Il Latina, che pure era reduce da una buona prova contro l'Atalanta Under 23, è letteralmente naufragato sotto l'azione martellante del Trapani, in vantaggio dopo appena 8 minuti con Ficinale su un cross di Canotto. I due si sono scambiati la cortesia al 12° su una veloce azione di Ficinale finalizzata appunto da Canotto. La contesa si chiudeva in pratica al 21° quando giungeva il terzo gol di Celeghin su una corta respinta della difesa. Ad inizio di ripresa, al secondo minuto, il Latina dava segnali di vita con un tiro centrale di Cico bloccato da Galeotti, ma poi il Trapani si riprendeva la scena e ricominciava a far gol. Al 55° con Grandolfo su un cross di Kervan, all'80° con Ciotti su un cross di Giron, che all'87° metteva sulla testa di Salines la palla del 6-0. Stasera è il turno dell'altra siciliana, il Siracusa, a fare l'esordio davanti al pubblico di casa. La sconfitta di Salerno brucia ancora, motivo ulteriore per cercare di battere il Monopoli. È tutto, la prossima edizione alle 14, grazie per l'ascolto e buona domenica.